Innanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, Daniela Monaco Crea, si è svolto l'interrogatorio di garanzia. Martina Patti, 23 anni, di Mascalucia, la donna che ha ucciso la figlia Elena di quasi 5 anni con 7 coltellate e poi ne ha occultato il cadavere, ha ripetuto di avere lei accoltellato la figlia da sola nel posto dove è stato ritrovato il cadavere, in un terreno incolto tra le sterpaglie a circa 200 metri di distanza dall'abitazione. La procura etnea, capitanata da Carmelo Zuccaro, le contesta i reati di omicidio premeditato, pluriaggravato e occultamento di cadavere. A parecchie domande del giudice la donna ha eluso le risposte, trincerandosi dietro molti "non ricordo". L'ipotesi scioccante, in attesa di riscontri, è che Martina Patti, già nel terreno, abbia infilato la piccola in un sacco nero e poi l'avrebbe colpita mortalmente con coltello e una zappa. Nella sua automobile, infatti, non vi sono tracce di sangue. Nell'obitorio dell'ospedale Cannizzaro di Catania è stata effettuata l'autopsia, è stato eseguito anche un esame tossicologico per verificare se Elena sia stata sedata prima di essere uccisa. Gli investigatori compiranno a breve un sopralluogo nella casa dove Martina Patti ha ordito l'efferato delitto. Ecco alcune dichiarazioni rese fuori dal carcere dal difensore di Martina Patti, l'avvocato Gabriele Celesti. L'ho trovata molto provata e scossa dallo stato di detenzione. Quando parla della figlia è travolta dalle emozioni e piange. Ha confermato che vuole collaborare con gli inquirenti. Non è in uno stato d'animo sereno, ha risposto alle domande, i punti oscuri saranno oggetto di approfondimento investigativo anche alla luce delle dichiarazioni che sono state fatte.